Buon pomeriggio a tutti. C'è ancora gente che sta arrivando, ma iniziamo perché ci aspetta un pomeriggio davvero intenso e denso di interventi, quindi anche per correttezza, insomma, nei vostri confronti è giusto dare inizio. Quindi benvenuti, stiamo per iniziare questo pomeriggio incentrato sull'importanza dei dati per le imprese. E non è un caso, probabilmente dalle mail che tutti avete ricevuto da ieri sera a questa mattina, che facciamo questa iniziativa proprio nel GDPR Day, no? Quindi sicuramente cominciamo a avere tutti un po' più chiaro che i dati sono davvero importanti per le nostre vite. Quindi da qui il titolo Dataland. Colgo subito l'occasione per ringraziare chi ha permesso e chi ci ha aiutato nell'organizzazione di questa giornata. Innanzitutto il Comune di Rimini e la Camera di Commercio della Romagna, Forlì Cesena e Rimini per il patrocinio, e la Regione Emilia-Romagna, Drive Different di Car Server e Unipol-SAI per il sostegno all'organizzazione dell'iniziativa. Non ultimo, ringrazio tutto il gruppo regionale di CNA Giovani Imprenditori che ormai da 7 anni, 8 anni fa infatti questo format CNA Next fu creato a livello nazionale, porta avanti appunto un format diventato per noi un momento annuale di riflessione su temi generalmente legati all'innovazione e al digitale. E non ultima certamente la CNA di Rimini, con cui come CNA Emilia Romagna abbiamo quest'anno collaborato per la buona riuscita di tutta questa giornata. Questa giornata che vi ricordo fin d'ora, per darvi anche insomma un obiettivo per arrivare fino alla fine, terminerà con un bel aperitivo nel chiostro del teatro, seguito poi da una cena di business, Eat to Meet, per chi di voi si è iscritto. Per chi è attivo sui social potete utilizzare gli hashtag Dataland, CNA Next e CNAXER per insomma twittare, messaggiare, taggare chi volete insomma sulla giornata di oggi mentre guardate gli interventi dei vari relatori che si succederanno. A questo punto vi presento chi vi accompagnerà nel pomeriggio: Francesco Cancellato, direttore dell'inchiesta da dicembre 2014, a cui lascio il palco e l'onore di accompagnarvi. Grazie. Grazie mille Elisa. Grazie a tutti. Io cosa faccio col gelato che ho l'archetto? Troppi. Dataland, non so neanche tenere in mano un microfono. Dicevo benvenuti a tutti. Io non rubo tanto tempo perché diciamo gli interventi sono tanti, però volevo dare un attimo il quadro diciamo di quello che sarà il pomeriggio. Oggi parleremo di tante cose, sarà una giornata organizzata diciamo come se fosse un piccolo TED Talk, solo che fate conto, qua c'è scritto Dataland e non TED, in cui si succederanno degli interventi in cui si parlerà di tantissime cose, si parlerà di quarta rivoluzione industriale, si parlerà di manifattura, di dati per le imprese, si parlerà di turismo, si parlerà di quello che può fare il pubblico, si parlerà di come si organizzano le città in funzione dei dati, quindi dell'ecosistema in cui un'impresa si muove nel contesto dei dati. Quello che noi sappiamo è che negli ultimi anni, Temporelli aiutami, 2 anni abbiamo prodotto tanti dati quanti ne abbiamo prodotti diciamo dall'inizio della storia dell'umanità, e che questa cosa, questo nuovo giacimento che abbiamo scoperto, come se fossimo in una miniera abbiamo trovato una vena d'oro, una vena di un materiale che non conoscevamo, questi dati, in una quantità così gigantesca e con una capacità di elaborarli e di usare questo materiale molto piccola, attorno allo 0,5% rispetto alla mole di dati che potremmo elaborare, rappresenta in qualche modo l'economia del futuro. Molti la vedono in modo estremamente distopico, saremo comandati da degli algoritmi che decideranno tutti di noi, molti la vedono come un'utopia. Io sono abituato a pensare che minacce e opportunità dipendono da noi e non dall'oggetto dell'innovazione. Ma siccome voglio cominciare, invito sul palco Eugenia Rossi di Schio, assessore all'innovazione digitale, alla ricerca e allo sviluppo del Comune di Rimini, che ci ospita. Un applauso. Buongiorno e grazie per aver coinvolto il Comune di Rimini che, come si diceva prima, ha rilasciato il patrocinio a questa bella iniziativa, e grazie soprattutto per aver voluto stimolare una riflessione su questo tema che oggi, 25 maggio,
come dire, è di interesse, ma che insomma era di interesse anche ieri e sarà di grandissimo interesse anche nel periodo che ci accompagnerà. Nel come dire, cercare qualche curioso aneddoto da raccontarvi, ho trovato una definizione che è del 1980, il che significa che non è proprio da ieri che ragioniamo su questo tema. La definizione è di un saggista americano, Alvin Toffler, che parla dei prosumatori, cioè coloro che sono al tempo stesso consumatori di servizi o di beni e produttori di dati. Tutti noi siamo prosumatori, tutti noi produciamo una gran mole di dati che poi a loro volta forniscono informazioni utili sostanzialmente per incanalare nella giusta direzione la vendita di servizi o diciamo pubblicità mirata, la vendita di polizze assicurative, di mutui, quindi tutte quelle attività connesse con l'ottimizzazione del valore economico delle operazioni proposte. Sempre navigando nei dati, ovviamente, ho trovato l'informazione che oggi siamo connessi in termini di 2/3 della popolazione mondiale e circa il 55% di questi risiedono nella regione Est e Asia e Pacifico, sostanzialmente soprattutto in India e in Cina. Si stima che si arriverà a 3/4 della popolazione mondiale connessa nel 2020. Se però si guarda quanti dispositivi sono connessi e non quante persone, nel 2014 era uscita la notizia che il numero dei dispositivi connessi aveva superato il numero delle persone. Questo significa sostanzialmente che qualcuno di noi è un utente pluriaccessoriato, io mi autodefinirei così in tutta sincerità, e qualcun altro invece, e forse la stragrande maggioranza della popolazione mondiale, è assolutamente ancora sconnessa dalla rete. Il che significa che, come si diceva prima, abbiamo una grandissima mole di dati a disposizione e dobbiamo attuare dei comportamenti anche etici, nel senso che alla fine gli ingegneri devono lavorare sempre rispettando la qualità e le persone. Abbiamo una grandissima mole di dati, ma abbiamo ancora un blocco all'accesso da parte di qualcuno. Allora vi voglio raccontare qualche iniziativa che stiamo facendo a livello comunale, nel senso che è evidente che questo è di grande stimolo anche per una pubblica amministrazione. Stiamo lavorando sulla riduzione del digital divide, abbiamo un bellissimo progetto Pane Internet fatto con la collaborazione e diciamo in realtà l'idea è nata all'interno della regione Emilia-Romagna, per cui si organizzano corsi di alfabetizzazione digitale per i cittadini che ancora non sono connessi, corsi di solito dai nomi abbastanza gustosi come te lo do io, te lo insegno io lo smartphone o di questo tipo, e parallelamente lavoriamo sulla qualità e sulla quantità dei dati che mette a disposizione il comune. Non è un caso che abbia parlato prima di qualità che di quantità, nel senso che un tema che certamente toccherete nel pomeriggio è chi si occupa di garantire la qualità dei dati che vengono poi messi a disposizione. Il Comune di Rimini ha da poco rifatto un sito sulla statistica e gli open data. Abbiamo voluto tenere insieme queste due cose che sono molto diverse. È ovvio che gli open data consentono una successiva manipolazione e quindi, essendo dati grezzi, sono molto più, come dire, consentono di farci molto di più. La statistica invece sono, diciamo, una serie di informazioni utili che consentono di, come dire, che a loro volta si basano sugli open data e restituiscono già delle informazioni elaborate. Questi open data non sono, i dati statistici non sono un puro esercizio, ma sono stati molto spesso presi come base di riferimento, come prima informazione per implementare delle decisioni anche a livello politico, cioè molto semplicemente quali, dal punto di vista per esempio dei lavori pubblici, su quali strade si interviene prima, quelle su cui per esempio ci sono stati più incidenti o incidenti che hanno avuto esiti peggiori e più gravi. Quindi diciamo questi sono uno dei driver utilizzati a livello informativo per prendere poi decisioni strategiche. Vi lascio, temo di aver parlato sin troppo, quindi vi lascio ai lavori con una citazione di un vicentino come me, Federico Faggin, che è il papà del microchip.
Le tecnologie aprono orizzonti incredibili. Internet non dà informazioni, dà soltanto dati. Un'informazione si ha soltanto quando i dati sono stati assimilati dal cervello. Buon pomeriggio a tutti e buon lavoro. Grazie mille. Io riprendo la parola per cederla immediatamente a Mico Galeazzi, presidente CNA Rimini, per i secondi saluti istituzionali. Un applauso. Grazie mille, buongiorno a tutti. Beh, innanzitutto ci terrei chiaramente a porgere un grandissimo saluto a tutti voi e il mio più caloroso benvenuto a coloro che vengono da fuori Rimini. Beh, devo dire che oggi io sono molto orgoglioso e profondamente onorato della vostra presenza e del fatto che CNA, che i giovani imprenditori di CNA, che sono i protagonisti di questa giornata, abbiano in qualche modo scelto Rimini, che è un territorio, una città che esprime vivacità, che esprime dinamismo, come location per un evento importante e prestigioso quale appunto CNA Next. Non vi nascondo che oltre ad essere molto orgoglioso sono anche molto emozionato. Questo purtroppo è un mio grandissimo limite, mi emoziono ogni volta che mi trovo davanti a platee così importanti, così numerose. Mi emoziona l'energia che respiro oggi in questo teatro. Mi emoziono dopo tanti anni ogni volta che vedo cosa veramente la nostra associazione è in grado di fare, cosa è in grado di mettere assieme e quale può essere veramente il contributo e il valore aggiunto che possiamo dare alle nostre imprese associate. Ed io in questo breve intervento è proprio su alcuni di questi elementi che vorrei soffermarmi. Ora non entrerò nello specifico dei temi che tratteremo oggi perché abbiamo la fortuna di avere la presenza di esperti che possono sicuramente esprimere maggiori competenze e conoscenze rispetto a quelle che possono essere le mie, quindi lascerò questo compito a loro. Vorrei però un attimo soffermarmi su quello che è probabilmente il motivo principale che ci ha portato oggi qui o che ha portato la stragrande maggioranza di noi oggi ad essere qui, ossia il fatto di appartenere alla stessa associazione di categoria. Il fatto di essere soci di CNA, l'elemento che in qualche modo ci lega, al di là di quelle che sono le nostre esperienze personali o la professione che svolgiamo. E io, in quello che è il mio impegno all'interno dell'associazione, ho sempre cercato di dare alla parola soci un significato più forte, più profondo, perché essere soci di CNA non significa portare nel portafoglio la stessa tessera, è un qualcosa di più. Essere soci di CNA significa condividere quei valori politici, etici, sociali, quei valori di rappresentanza, di appartenenza, sui quali la nostra associazione è stata fondata e che esprimiamo quotidianamente attraverso il nostro operato. E io vi confesso di essere profondamente legato a questi valori che comunque applico e seguo non solo in quella che è la mia vita associativa, ma anche in quella che è la mia quotidianità imprenditoriale. E vedete, tutto questo è abbastanza normale. Io mi sono iscritto, sono entrato in associazione poco più che ventenne, frequentando praticamente fin da subito quelli che sono gli organi dirigenti, partendo dal basso, partendo dai direttivi comunali, lì dove si fa ancora la rappresentanza, quella vera, quella da trincea, quella sanguigna, se mi volete passare questo termine. Seguendo poi tutto il percorso, facendo tutta la gavetta, arrivando comunque in maniera inaspettata, inattesa, sicuramente non programmata, ma spero con merito, a ricoprire il ruolo di presidente provinciale di CNA Rimini. Ed arrivando ancora più inaspettatamente a ricoprire il ruolo di vicepresidente regionale. E io, proprio a questo proposito, vorrei aprire una breve parentesi, innanzitutto per portarvi il saluto del nostro presidente regionale Dario Costantini, che oggi non è potuto essere presente qui con noi, e il saluto di tutta la presidenza regionale di CNA Emilia Romagna, che oggi ho l'onore e il privilegio di rappresentare. E per chi ha fatto il mio tipo di percorso, per chi ha questo tipo di imprinting, i valori ai quali facevo riferimento prima diventano quasi delle verità dogmatiche, quasi dei concetti, dei principi intoccabili. E questo è quello che all'apparenza può sembrare un'espressione di grande fedeltà, di grande senso di appartenenza, mi sto rendendo conto che in realtà può diventare un limite. Io non dico assolutamente nulla di nuovo quando affermo che il mondo della rappresentanza non sta sicuramente attraversando
il periodo più facile della propria esistenza. E questo si può facilmente spiegare. Stiamo ancora cercando di rimettere assieme le macerie lasciate da un decennio di profonda crisi economica. Una crisi economica che ha determinato la chiusura di migliaia e migliaia di aziende, di migliaia e migliaia di partite IVA. E chi come noi, come la CNA, lavora con le aziende, lavora per le aziende, non poteva che esserci una ripercussione in termini negativi. Però riversare la totale responsabilità di quello che è un momento di difficoltà, se così lo vogliamo chiamare, esclusivamente a questi fattori, a questi elementi, sarebbe secondo me riduttivo. Sarebbe una visione un po' miope e forse un atteggiamento anche un po' disonesto. Perché noi dobbiamo avere il coraggio di dire, questo è un pensiero mio e mi assumo la totale responsabilità di quello che dico, che forse anche il mondo della rappresentanza in senso generale, ma noi oggi ci occupiamo di quello che compete noi, forse non hanno avuto uno sguardo troppo lungimirante verso il futuro, ma sai, quando tu fai parte di un sistema forte, di un sistema consolidato, quando le cose ti vanno bene, quando le cose ti vanno molto bene, rischi di perdere un po' il contatto con quello che è la realtà, rischi uno scollamento da quello che è il mondo che ti circonda e poi a un certo punto tu con tutto questo ci devi fare i conti. Ed è proprio a questo proposito che ogni volta che io partecipo a momenti di aggregazione dell'associazione, che possono essere assemblee, presidenze o momenti di approfondimento tematico come quello di oggi, la parola che sento pronunciare sempre più frequentemente, quella che quasi viene abusata, è la parola cambiamento. Cambiamento è una parola molto facile a dirsi, ma è un processo molto difficile da attivare, perché se noi per cambiamento intendiamo variare i caratteri o i colori del nostro logo, oppure aggiungere la postilla 4.0 a fianco alla sigla CNA, allora secondo me siamo un tantino fuori strada, perché cambiare è qualcosa di molto più difficile, cambiare è qualcosa di molto più profondo, è qualcosa che può diventare anche doloroso. Io vi parlo per l'esperienza personale. Dicevo qualcosa, scusate, sono un attimo, e ripeto, io vi parlo per esperienza personale, però è un cambiamento necessario, nonostante vecchi dinosauri dell'associazione come me, nonostante chi sia cresciuto a pani CNA, ha evidenti difficoltà ad attivare questo tipo di cambiamento. E subito dopo la parola cambiamento, la frase che sento sempre citare, qui entrano in ballo i giovani imprenditori, è appunto: vabbè, ma noi comunque possiamo contare sui giovani imprenditori di CNA che dovranno necessariamente rappresentare il nostro futuro. Ecco, io quando sento questa frase mi passa un brivido lungo la schiena, perché aspettare che i giovani imprenditori di CNA diventino il nostro futuro sarebbe l'errore più grave che potremmo mai commettere. Perché il cambiamento va fatto oggi, anzi, dovevamo farlo ieri, ma sicuramente non possiamo aspettare domani. I giovani imprenditori di CNA ci servono e ci servono subito. Io ho letto con molta attenzione e diverse volte il piano strategico che è stato presentato da CNA Nazionale non tantissimo tempo fa. Un piano strategico ambizioso, con degli obiettivi molto performanti per quelle che sono le attività che dovremo svolgere nei prossimi 4 anni, anche se ritengo tuttavia assolutamente alla nostra portata. Però, leggendo e rileggendo quel documento, l'idea che si è radicata dentro di me, l'idea che si è rinforzata è che i motivi, le ragioni, gli stimoli che possono portare oggi un giovane imprenditore ad iscriversi a CNA sono esattamente gli stessi che hanno portato me, oltre 20 anni fa, a fare la stessa scelta. E questo ha un significato. Questo significa che la rappresentanza non è morta, la rappresentanza non è scaduta, non è passata di moda. Evidentemente non stiamo più utilizzando gli strumenti e i veicoli, la comunicazione giusta per diffondere i valori fondanti della rappresentanza verso una nuova generazione di imprenditori. E questo qui veramente a prescindere dai grandissimi sforzi che si stanno sui territori per attivare processi di cambiamento profondi, anche con riorganizzazioni delle strutture. Tutto questo nonostante a livello CNA Emilia Romagna, a livello regionale, stiamo portando avanti un lavoro molto forte di coesione, di sinergia, di collegamento fra i territori, perché l'esperienza di un territorio
possano praticamente essere condivise immediatamente, perché le buone prassi e i comportamenti virtuosi di un territorio possono diventare le buone prassi e i comportamenti virtuosi di un intero sistema. E ripeto, è per questo motivo che io faccio questo appello ai giovani imprenditori oggi. Io ho compiuto 49 anni martedì scorso e dentro di me sento di poter dare ancora tanto, però a volte mi rendo perfettamente conto, non dico di essere fuori contesto, ma sicuramente a volte di pagare un gap, di essere un mezzo passo indietro rispetto a quello che dovrei essere, perché mi sto rendendo conto che sto vivendo praticamente in un mondo nuovo, che è il mondo dei giovani imprenditori. Le differenze generazionali, le barriere che ci sono fra una generazione e un'altra non sono mai state alte ed evidenti come in questo particolare momento storico. È per questo che CNA ha bisogno dei giovani imprenditori, ha bisogno del loro modo di pensare, di agire, di comunicare, di operare. Solo voi potete darci le chiavi per il cambiamento, quello vero, quello profondo, quello che può essere anche doloroso, come dicevo prima. Solo voi avete gli strumenti per tornare ad una rappresentanza che possa essere una rappresentanza attiva, riconosciuta, forte, una rappresentanza che possa essere stimolante, direi di più, appassionante. Ecco, questo forse il termine giusto è proprio questo, appassionante, perché mettersi in gioco all'interno di un'associazione di categoria come ho fatto io o come stanno facendo molti di voi, significa sì lavoro, impegno, appartenenza, ma significa soprattutto passione, o perlomeno è sempre così che io l'ho vissuta. Ecco, abbiamo bisogno della vostra passione. Concludo dicendo che alcune settimane fa ho partecipato a un'assemblea regionale di CNA Emilia Romagna dove fece un intervento Chiara Allegri, un intervento importante, pieno di contenuti che ascoltavo molto attentamente per tutto quello che vi ho anticipato prima. E devo dire che di quell'intervento ci fu una parola che mi rimase più di tutte le altre, quasi un appello: usateci. Siamo i giovani imprenditori di CNA, abbiamo progetti, abbiamo idee, abbiamo voglia di fare, usateci. Ecco, io è proprio questo che vorrei fare oggi a Rimini con il vostro permesso, vorrei usarvi, vorrei che CNA vi usasse, perché noi oggi siamo qui per fare CNA Next, però possiamo provare a fare anche qualcosa di più, possiamo provare a cambiare. Grazie. Grazie mille. Io faccio il fenomeno, mi porto dietro la scaletta, poi mi dimentico le cose. Direi che possiamo partire in realtà, al di là dei saluti col convegno, quindi convegno con questo incontro, perché sennò già scende tutta l'energia. Chiara Allegri, Presidente CNA Giovani Imprenditori Emilia Romagna, che introduce, meglio di quanto possa aver fatto io prima, i temi di questo pomeriggio. Ciao Francesco. Ti lascio il palco, Chiara. Grazie, benvenuti a tutti. Io porto il saluto di tutti i giovani imprenditori dell'Emilia Romagna. A me spetta l'introduzione, quindi non voglio scendere. L'introduzione è sempre un po'... potrebbe essere un po' noioso. In realtà vi vorrei raccontare di come è nata l'idea di parlare oggi di Big Data. Allora, dovete sapere che noi siamo un gruppo molto ampio che va da Piacenza sino alla Romagna e copriamo tutti i territori. Ci sono province più grandi, ci sono province più piccole, ma noi giovani imprenditori CNA ci incontriamo tra noi molto frequentemente e siamo assolutamente trasversali. Quindi c'è chi di noi è un artigiano, c'è chi di noi è uno start-upper innovativo, c'è chi di noi opera nei servizi o crea dei prodotti, però tutti siamo accomunati da questa curiosità sui big data. Ci siamo trovati e abbiamo detto dai, proviamo a lanciare questo tema per il nostro Next regionale. Siamo partiti e però ci siamo accorti, mano a mano lo costruivamo, che più che di big data si poteva parlare di small data, non solo perché molte nostre imprese oggettivamente sono piccole, ma perché all'interno dei big data ci sono dei cluster assolutamente interessanti che vanno proprio ad indagare le specificità di ogni cliente che noi abbiamo. Quindi il nostro desiderio oggi è quello di sapere dai relatori che abbiamo selezionato con estrema cura, rappresentano secondo noi la crème de la crème per quanto riguarda l'interpretazione e la divulgazione di questo argomento. Il nostro ultimo obiettivo è quello veramente di saper interpretare i dati e qui ritorna un tema che a noi è carissimo, che è quello della cultura d'impresa. Noi svisceriamo
temi tramite iniziative, attività sui singoli territori. A proposito di dati, vi do dei numeri. Pensate che a Reggio, e qua c'è Marcello, ci sono 1762 giovani imprenditori, che ogni settimana a Modena, e qui c'è l'Apo, il presidente, viene fatto un caffè della cultura, un caffè per sviscerare, un momento che si chiama appunto il caffè dei giovani imprenditori, in cui si parla di cultura d'impresa. Qui c'è anche chi si è inventato il Lead to Meet, che è Ferrara, vedo qui Bruno, qui c'è chi si è inventato l'idea di fare cultura d'impresa divertendosi, ha creato l'impresa Pedala, che è Davide di Ravenna. C'è Fabio di Bologna, che è una macchina continua di eventi sul 4.0. C'è Michele di Forlì Cesena, che si è inventato CNA Hub 4.0 sul design thinking. Ci sono io di Parma, che ho creato una relazione stabile e duratura con l'università per continuare a investire su quei giovani che oggi sono studenti ma che tra pochissimi anni diventeranno imprenditori. E poi c'è Rimini col suo Next di oggi, che ci accoglie tutti. Quindi io vi auguro un buon pomeriggio, questo è lo spirito con cui vi introduciamo i big data, e un grande grazie ai relatori che sono qui con noi oggi. Grazie mille Chiara.